Il percorso dell'Acragas verso la salvezza ieri è stato compromesso anche dai risultati giunti dagli altri campi, come la clamorosa vittoria del Messina a Lecce e la sonora sconfitta del Catania a Monopoli, ma non possiamo dire che l'Acragas ci abbia messo del suo per complicarsi la vita, perché i ragazzi hanno svolto una gara che a tratti è stata entusiasmante. Nel calcio però serve anche la fortuna. Se una delle tante palle gol ieri fosse finita in rete, Agrigento bianco-azzurra avrebbe goduto come sarebbe stato giusto. Invece un altro ex, un certo Cavallaro, ha punito l'Acragas che ieri sicuramente meritava quantomeno di pareggiare per la gioia in primo luogo dei circa 10 tifosi giunti da Agrigento. Letizia e Danna sono stati i due migliori del Cosenza, che hanno seminato panico nei pressi dell'area bianco-azzurra. Nell'Acragas invece migliori sicuramente sono stati Palmiero, Salvemini e Klaric. Purtroppo proprio questi ultimi due hanno sprecato tantissimo senza la cattiveria necessaria sotto porta e quando nel calcio non si è bravi nel concludere, e nel nostro caso non è solo questione di sfortuna, alla fine il conto quasi sempre è salato. L'Acragas a Cosenza ieri si è pure difesa egregiamente ed è un vero peccato dover parlare oggi di sconfitta, perché rivedendo la partita viene spontaneo chiedere com'è possibile perdere una gara del genere. La giornata di campionato al vertice ha sancito la promozione del Foggia in Serie B, quel Foggia che all'Esseneto qualche domenica fa si è portato via 3 punti grazie ad un altro ex. Come dire che gli ex per l'Acragas si stanno dimostrando come una maledizione. Adesso purtroppo sarà necessario vincere le 2 gare rimaste in calendario, cercando di sfruttare le occasioni. Una partita persa come quella di Cosenza, a questo punto, dovrebbe facilitare il compito del mister di Napoli, che dovrà indicare ai suoi ragazzi la strada per evitare gli stessi errori e fare il risultato sperato.